Agevolazioni in pillole del 30 luglio 2025. Anche questa settimana, come al solito, passiamo in rassegna quelle che sono le novità nell'ambito degli incentivi e delle agevolazioni. Partiamo subito con Industria 4.0, ritornano disponibili 930 milioni di euro e riapre lo sportello. Il GSE ha infatti completato i ricalcoli dei fondi disponibili dopo aver processato tutte le richieste relative alle prenotazioni precedenti. Sono emersi da questo ricalcolo 930 milioni di euro di disponibilità sui 2,2 miliardi iniziali. A questo punto è iniziato lo scorrimento delle prenotazioni caricate successivamente al 18 giugno e chi ha caricato una prenotazione sta ricevendo in questi giorni un messaggio di disponibilità di fondi, quelli che avevano ricevuto un messaggio di indisponibilità di fondi. A questo punto occorre monitorare attentamente la PEC per vedere se appunto è arrivato questo messaggio di disponibilità di fondi e rispettare i 30 giorni per effettuare il versamento del 20% dell'investimento e comunicare l'avvenuto versamento e quindi completare definitivamente la prenotazione. Attenzione che il mancato rispetto di questi termini comporta l'annullamento automatico della prenotazione. Purtroppo questa scadenza cade in agosto e quindi mette in ulteriore difficoltà le aziende, quindi la raccomandazione è quella di monitorare la PEC ed effettuare al più presto la comunicazione del versamento. E per chi deve ancora inviare la comunicazione preventiva, il consiglio è quello di procedere con urgenza, visto che non c'è al momento un contatore che dia il residuo disponibile, quindi non sappiamo in che modo e a che velocità vengono assorbiti questi fondi. Quindi l'unico consiglio è quello di, per chi vuole aderire a questo incentivo del 4.0, di muoversi più in fretta possibile. FER-X transitorio. Pubblicate le tariffe per gli impianti sotto il megawatt. ARERA ha finalmente pubblicato le tariffe previste per gli incentivi degli impianti da fonti rinnovabili sotto il megawatt. È quindi pienamente operativo anche questo incentivo per gli impianti da fonti rinnovabili. Veneto, fondo perduto fino al 30% per investimenti innovativi. La Regione Veneto ha rilanciato un'importante opportunità per le imprese che mirano a rafforzare la propria competitività attraverso l'innovazione tecnologica, la transizione 4.0 e la riconversione verso un'economia più circolare e sostenibile. Grazie alle recenti modifiche introdotte dal DGR 757, il bando è stato potenziato significativamente. Il massimale di investimento è stato alzato a 2 milioni di euro e per le PMI il contributo a fondo perduto può arrivare fino a un massimo del 30% delle spese ammissibili. Veneto, finanziamento a tasso agevolato. La Regione Veneto ha introdotto una nuova linea di finanziamento per le PMI che prevede finanziamenti agevolati fino a 150.000 euro. Questo bando mira a sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine, inclusa la copertura del capitale circolante, legato ad operazioni di investimento, sviluppo gestionale e rafforzamento operativo delle imprese. Sicilia, bando Ripresa Plus, ricerca e sviluppo. La regione siciliana ha lanciato il bando Ripresa Plus, ricerca e sviluppo, che ha l'obiettivo di sviluppare nuove conoscenze e tecnologie favorendo il trasferimento tecnologico e rafforzando la capacità innovativa del sistema produttivo regionale. I progetti ammissibili hanno un costo tra 1 e 5 milioni di euro e beneficiano di contributi che possono arrivare fino al 50%. Anche per questa settimana è tutto. Se avete trovato utili e interessanti queste notizie, vi invito a mettere un mi piace e a condividerle con chi ritenete possa essere interessato. Per approfondimenti e supporto alla presentazione di questi bandi, il sito di riferimento è reteagevolazioni.it. Io sono Franco Rasotto e questa è Rete Agevolazioni.